Come vi dicevo, ho scritto Ritorno a un libro, Malaika, un giro del mondo in 680 giorni, dove descrivo la mia avventura. Qui non ne parlo stasera. Diciamo che per fare una navigazione d'altura, secondo me qualsiasi barca va bene. Cioè non bisogna avere barche molto sofisticate, progettate apposta per fare navigazione oceanica, ma qualsiasi barca va bene. L'unica cosa deve essere una barca strutturalmente sana e deve essere poi armata in un modo adeguato, perché quando si naviga nell'oceano non ci sono più i marina, non ci sono più le colonnine, non si può caricare le batterie attaccandosi alla rete, non si può fare acqua o fare gasolio, bisogna essere quanto più possibile autonomi. Allora andremo ad analizzare quali sono le aree di intervento su una barca per poter trasformare la vostra barca in una cruiser oceanico. Parleremo di rigging, di piano velico, parleremo di impianto elettrico, un argomento molto importante, di acqua, di sicurezza, di elettronica e di comfort. Naturalmente tutto quello che io vi racconterò stasera fa riferimento alla mia esperienza personale.